Io mi chiamo Irene Barbina e faccio parte dell'associazione della FARA. Noi ci occupiamo di rievocazione longobarda e di archeologia sperimentale. Io sono qui per condividere con voi quelle che sono le mie ricerche e le nozioni attraverso le quali ho recuperato e reimparato la tecnica antica di filatura. Va fatta una premessa fondamentale, e cioè che io non sono un archeologo, ma sono una semplice appassionata. E vi chiedo quindi di perdonarmi, di essere clementi con me, se per caso dirò qualcosa che sapete già o sarò costretta a fare delle semplificazioni. Allora, possiamo già partire tutto sommato. Giusto? Ok. Allora, parto un pochettino da lontano perché credo che parlare solo della tecnica, sì, della semplice tecnica di filatura possa essere forse un po' semplicistico e possa essere un peccato non dare almeno delle idee su quelle che erano le arti correlate nel periodo di interesse. Io mi baso principalmente su reperti alto medievali del V-VII secolo del centro Europa. Questo perché in particolare nella nostra area i reperti tessili sono molto rari. Tutto quello che si è conservato perché mineralizzato a contatto con gli elementi metallici del corredo, fibre di cintura, coltellini della cintura e cose di questo genere. E allora, le fibre. Tipicamente abbiamo ritrovato, abbiamo letteratura su tessuti di lana e di lino. Chiaramente c'era una certa differenza che vedremo anche dopo rispetto all'impiego dei due tipi di fibra. Ma una cosa fondamentale da ricordare, perché è una curiosità interessante, venivano utilizzate anche fibre inusuali. Qua ho citato pelo di cavallo, pene di cavallo, pelo di capra e pelo di castoro. Questo perché in particolare il pene di cavallo e il castoro erano impermeabili. Di conseguenza venivano utilizzati o filati o un singolo crineo utilizzato come un singolo filo e quindi tessuto per la conservazione di beni che dovevano essere proprio dell'umidità, quindi immaginiamo granaglie, lucolo, frutta, cose di questo genere. Ok, qui ho portato sia un esempio di telaio a pesi, che si discuteva anche prima, sia una semplificazione, quelli sono armature e sono gli schemi tecnici dei tipi di tessuto. A questo punto dobbiamo di nuovo fare una separazione, ovvero il lino e la lana venivano tessuti con armature e tecniche diverse a seconda del loro uso. Nel senso, il lino dà il suo meglio con l'armatura a tela, che è questa qui nell'angolino, ed è diciamo il tipo di tessuto che noi utilizziamo adesso per le sciarpe, le camicie, le lenzuola e così via, mentre il grosso della lana veniva tessuto con le altre armature, la saia, e fondamentalmente, questo è molto importante, denota a tutti quelli che si interessano un minimo di tessile alto medievale, che è la tessitura a diamante. E come funzionava il telaio? Una cosa fondamentale, perché si tende a pensare che il tessile alto medievale, il tessile medievale in generale, sia qualcosa di grezzo. Non è vero, in realtà la tecnica sia di filatura che di tessitura era estremamente raffinata, nonostante l'aspetto del telaio in sé fosse piuttosto rozzo. Il telaio a pesi ha un funzionamento di estrema semplicità. L'ordito, che è il filo verticale, che è quello che diciamo, stabilisce la lunghezza del tessuto, viene separato in due parti e a seconda che sia un filo pari o un filo dispari, appeso ad un peso sulla parte anteriore o sulla parte posteriore del telaio. In questo modo i fili già di per sé sono costretti ad aprire un passo nel quale poi viene fatta passare la spoletta con il filo di trama. E il modo di alternare era questo palo orizzontale, che si chiama liccio, sul quale venivano attaccati i fili posteriori. Di conseguenza si tirava il liccio e i fili posteriori diventavano fili anteriori, quindi si invertiva l'intreccio, che veniva poi fermato facendo passare la spoletta, scusate. E con un solo liccio si riesce a fare solo armatura a tela, cioè l'armatura per il lino è quella più semplice. Per fare le saie, quindi tutti gli spinati, i zigzag, la Batavia e la famosa losanga, ce ne vogliono da 4 a 6.
Quindi dobbiamo immaginare quel tipo di telaio con 4-6 ricci. Vi faccio notare ancora una cosa, ma ci arriveremo tra un momento, cioè il palo superiore, che si chiama subbio, che come vedete ha un sistema che gli permette di essere torto, perché raramente si lavorava limitandosi all'altezza del telaio, però essendo un telaio verticale, chiaramente l'altezza del telaio non poteva essere poi così grande, di conseguenza l'ordito veniva arrotolato e quindi sollevato man mano che si lavorava. Quindi a differenza dei telai, per esempio basso medievali, la parte lavorata era verso l'alto e non verso il basso, quindi era più lontana dal tessitore. Infatti devo dire, io ne ho uno, come si vedeva nella foto che ci ha fatto vedere prima Natascia, è estremamente scomodo da utilizzare, però si riesce a fare veramente un buon lavoro. A proposito delle armature, ho saltato di parlare della lana lavorata a losanga, questo perché il tipo di intreccio dato dalla losanga e dalle saie fa sì che la lana, che possiamo immaginarlo tutti, ha lo scopo di tenere caldo e possibilmente proteggere dall'umidità, questa è un'ovvietà, e tendesse ad infetrirsi, di conseguenza rendeva il tessuto più robusto e ulteriormente più resistente all'umidità, no? E per aiutarci a capire meglio, io a questo punto vi farei alcuni esempi, però mi permetterò una generalizzazione. Questo perché in realtà di letteratura sul tessile ce n'è molta e non essendoci assolutamente una standardizzazione, ricordiamo che parliamo del V, VI, VII secolo d.C., è molto difficile riunire i reperti tessili in macrogruppi. Di conseguenza vi farò così, come una macchia di leopardo, un po' di qua e un po' di là. Parliamo per esempio dei tessili di lana, in area longobarda in particolare, vediamo spesso l'armatura di cui si parlava prima, e lo spessore dei fili andava intorno al terzo di millimetro, e con una frequenza di fili che poteva andare dai 10 ai 20 per centimetro quadrato, quando però i 10 erano per utilizzo non di abbigliamento, quindi coperte indicativamente. E io qui ho portato lì, possiamo vederle dopo, alcuni ritagli di tessuto con vari tipi di densità di fili e di spessore di filo. Questo perché così uno si può fare idea di quanto sia effettivamente sottile una lana con 15 fili e quanto sia in realtà ancora più fine il lino. Il lino è una faccenda leggermente più delicata, questo perché purtroppo non ci sono grandi ritrovamenti dal punto di vista archeologico, perché rispetto alla lana è più delicato e di conseguenza è molto più rapido la decomposizione. Abbiamo però varie testimonianze della coltivazione del lino, sono stati trovati sempre, no? E facendo riferimento al lino, io ho trovato degli articoli molto interessanti su una necropoli avara in Austria, e gli avari chiaramente sono leggermente fuori da quella che è la nostra area di competenza come associazione, ma sono sufficientemente vicini da poter attirare l'attenzione, da meritare uno studio. Una necropoli particolarmente ricca, ha dei tessili che io ho trovato sorprendenti, perché ci sono dei lini che venivano chiaramente, stando alla loro posizione sul corpo e su cosa si erano mineralizzati, perché ricordiamo sempre di frammenti mineralizzati stiamo parlando, e venivano quindi sicuramente a contatto con la pelle sotto le altre tuniche e arrivavano ad avere 0,2 mm di spessore, di diametro singolo filo, ed arrivare anche oltre i 20 fili per centimetro. Di solito pari tra trama e ordito. Questo potrebbe sembrare una novità, ma non lo è, perché statisticamente l'ordito è più robusto, perché è quello che sostiene il tessuto, quindi l'ordito ha bisogno di una maggiore robustezza, quindi potrebbero essere fili più grossi e meno frequenti. Una cosa importante riguardo i pesi da telaio e riguardo la produzione avara, a differenza delle popolazioni con cui erano a contatto, gli avari avevano una natura nomade. Di conseguenza è molto probabile che il loro telaio avesse due subi, il sub ricordiamo è il palo superiore, uno sopra e uno sotto, in modo che il telaio potesse essere smontato e l'intero ordito rotolato sui due subi e portato via. E di conseguenza probabilmente era un telaio con delle caratteristiche tecniche leggermente diverse. E noi lo sappiamo questo perché nella stragrande maggioranza delle necropoli avare non ci sono pesi da telaio.
e questo fa ipotizzare che utilizzassero un tipo di telaio diverso. La mia esperienza personale supporta questa visione perché io col mio telaio, come si vedeva nella foto prima, ho fatto un sacco di chilometri e ci sono, confermeranno i ragazzi, poche cose più scomode che spostare un telaio a pesi. Cioè è una cosa terrificante. I pesi si spostano, si annodano tra di loro, non è fatto per essere spostato. Il fuso. Arriviamo finalmente a parlare del fuso. Qua c'è una foto che quella che abbiamo usato anche per l'evento, ed è una piccola collezione dei miei fusi. Poi gli altri li ho portati, sono lì, possiamo vedere dopo. In realtà è molto semplice, è un'asticella che è di legno di solito, leggermente ispessita ad un'estremità e con una tacca che serve per tenere fermo il filo, sulla quale si innesta un volano sulla fusaiola che ha, come diceva prima Natasha, lo scopo di appesantire e guidare la rotazione. La fusaiola si incastra e chiaramente non mancano esempi caratterizzati da tutta una serie di possibilità di forme e di dimensioni. E una cosa interessante da dire è che normalmente, questo è un fuso piuttosto grosso, il foro va dal centimetro scarso 0,9 fino ad un minimo di 4 cm. E questo è molto utile perché permette di distinguere le fusaiole dai vaghi di collana. Questa è una cosa interessante che però magari posso aggiungere dopo. Le fusaiole, come già ha detto lei, potevano essere, in epoca medievale in particolare, che ricordo di cui stiamo parlando, e potevano essere materiale fittile, di pietra oppure di materiale duro animale, di corno, di osso. Di noi ne abbiamo riprodotto una di corno. Cosa ancora? Sì, la cosa importante, veramente importante per le tecniche di filatura è tenere presente che le dimensioni di peso della fusaiola e le sue caratteristiche tecniche sono dettate da una specifica necessità di utilizzo. Il peso e il diametro anche sono caratteristiche estremamente significative perché incidono fortemente sulla torsione e sulla tensione del filo. Le dimensioni della fusaiola e il suo peso sono in correlazione sia con il tipo di fibra, e le dimensioni di peso della fusaiola, dicevo, sono in stretta correlazione sia con il tipo di fibra, visto che più è lunga la fibra, più pesante può essere la fusaiola, e tanto con il tipo di filato da realizzare. Una fusaiola leggera può fare un filato sottile, e invece una fusaiola più pesante chiaramente bisogna fermarsi ad uno spessore maggiore di filo, perché altrimenti il filo si spezza. Il peso delle fusaiole è un discorso molto molto interessante per quanto mi riguarda perché è estremamente variabile. È molto molto difficile, almeno per me, creare delle macro classi. Ci sono fusaiole di tutte le sfumature di peso. Io di recente ho avuto la grande occasione di andare a pesare le 4 fusaiole della necropoli di San Mauro a Cividale e vanno dai 5-6 grammi agli 8, agli 11 ai 20. Ci sono praticamente tutte le sfumature. Questo fa probabilmente intendere che fossero molto consapevoli di quanto incidesse il peso della fusaiola sull'azione della filatura e sul tipo di filo che si produceva, e di conseguenza avessero letteralmente una fusaiola per ogni occasione, a seconda di quelli di cui necessitavano. Bisogna immaginare anche un'altra cosa, cioè che le pecore dell'epoca non erano selezionate per la lana quanto lo sono le nostre, e di conseguenza probabilmente la lunghezza della fibra era più corta e più irregolare, diciamo, no? E contemporaneamente però, se immaginiamo una lana di pecora con 10 cm di fibra, il lido ne ha 2 o 3, ed è una differenza molto 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 marcata. L'altra cosa importantissima, sempre dal punto di vista tecnico, è il diametro della fusaiola, perché a parità di peso una fusaiola di diametro più largo ruota più lentamente e esaurisce più tardi la spinta. Di conseguenza noi dobbiamo tenere conto che una fusaiola dello stesso peso ma più stretta gira più veloce, gira per meno tempo, e nel momento in cui viene fatto cadere il fuso bisogna sapere quanto tempo si ha per separare le fibre prima di doverlo recuperare, però fa un numero maggiore di torsioni del filo per una stessa lunghezza di filo, che in particolare con le fibre corte è fondamentale perché altrimenti si riaprono. Dopo il gesto della filatura. Questo volevo dire solo l'ultima cosa,
avuto una discussione molto interessante su quello che dicevo prima, no? Sul il foro delle fusaiole. Si considera che il foro inferiore a 3 mm rende più possibile che l'oggetto in questione sia un vago di collana, cioè un pendente, piuttosto che una fusaiola oppure un piccolo peso di un altro tipo per un'altra funzione. Non sono però infrequenti esempi di fusaiole utilizzate come vaghi di collana. E qui entra in gioco un concetto che a me affascina moltissimo, che è quello della fusaiola come amuleto. Nel senso che già ancora ai giorni nostri, io penso che più di qualcuno di noi conservi con amore un oggetto di una persona cara, no? Potranno essere le forbici della nonna, le puntine del nonno o qualcosa di questo genere, un paio di occhiali e così via. E sembra che questo tipo di sensibilità affettiva fosse effettivamente presente anche nel 600 d.C. Il gesto della filatura lo spiego brevemente, dopodiché ve lo faccio vedere. E una mano regge, io lo reggo con la sinistra, vedrete, il fiocco di lana e trattiene al termine, quando il fiocco comincia a diventare filo, trattiene saldamente le fibre. La mano destra imprime la rotazione al fuso e lo lascia cadere. Io filerò lentamente, quindi bloccherò il fuso tra le ginocchia tra un passaggio e l'altro. Dopodiché la mano destra risale, separa leggermente le fibre, tenendole tese in modo che siano ben parallele fra di loro e facciano una specie di V, e accompagna la rotazione. A seconda del tipo di fuso questo si può fare una volta o anche 2 o 3, a seconda della quantità di moto che si riesce ad imprimere al fuso. L'importante è che la mano che regge il fiocco stia molto ferma in modo che la rotazione non raggiunga il fiocco vero e proprio, perché altrimenti si annova la matassa e poi non si riesce più a fare nulla. Altra cosa importante da ricordare è che il fuso può essere fatto ruotare in senso orario oppure antiorario, si chiama in termine tecnico torsione S o torsione Z, perché più che altro a livello visivo, no? Aiuta a comprendere. Una torsione piuttosto che l'altra non crea nessuna differenza sulla qualità del filo che si produce. La cosa importante è che dall'inizio alla fine del filo la torsione è sempre la stessa, altrimenti il filo si riapre. E la cosa che in realtà è molto interessante, e la dico adesso perché prima forse poteva essere un po' prematuro, in alcuni casi, in alcuni reperti europei, fili con torsione AS, torsione Z sono appaiati in tessitura in maniera consapevole e con gusto estetico, perché chiaramente, avendo le fibre che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, riflettono la luce in maniera diversa. E quindi la raffinatezza ed il gusto delle popolazioni germaniche nell'Alto Medioevo prevedeva anche filare diversamente e accorpare diversamente i fili, in modo che poi il tessuto prendesse un aspetto così più vivace, oltre già alla tecnica di tessitura che, come abbiamo visto prima, era piuttosto articolata, piuttosto complessa. E l'ultima cosa è che una volta filato, nel caso volesse provare, il filo poi va bagnato in acqua tiepida per fissare la torsione. E se si vuole usarlo per tessere, ricordiamo che i fili da tessitura sono sempre fili a capo singolo, almeno in contesti altomedievali, mentre invece i fili che normalmente utilizziamo per selezionare degli incomici sono 2, 3, 4 capi. E se si vuole riappagliare, allora è importante ricordare che se si è filato il filo in una direzione, quando lo si appaia è necessario muovere il filo nella direzione opposta in modo che i fili si facciano uno sull'altro e poi potete bagnarlo per fissare la torsione. Se possiamo riaccendere, anzi aspettate un attimo che mentre lavoro lascio aperti i ringraziamenti e se possiamo riaccendere la luce provo a fare una dimostrazione. Se poi volevo, veramente mi cadranno le mani, no? Che fredde, e quindi mi cadrà il fuso. Ma finetta da E che devo stare seduta. Ho bisogno di stare seduta. Guarda, ripetiamo così. Grazie. Poi se vi volete Non è avvicinare, medievale. ci accontenteremo. Se vi volete avvicinare, poi c'è un nostro fusaiolo riprodotto, c'è un po' di lana, ci sono i gomitolini, può essere interessante. Allora, la mano sinistra regge saldamente il filo nel momento in cui comincia a diventare filo. La mano destra imprime la rotazione. Io per questo punto blocco il fuso per comodità. Separo leggermente una piccola porzione di fibre e accompagno la torsione.
separo leggermente una piccola porzione di fibre. Ma non si rompe quando ti... Se si è bravi no. Finché non vedo che la torsione va perdendosi, a questo punto do un altro colpo. Questa è l'anca. Io ho anche del filo di lino, però non ho il lino in fibra. Tiro fuori un pezzettino e poi accompagno la torsione. Tiro fuori un pezzettino. Ma lo spessore è sempre uguale, resta sempre uguale. Se si è bravi sì. Se si è bravi sì. Si avvolge. Eh sì, perché le fibre sono sufficientemente lunghe da fargli fare questo lavoro qui. Quando se ne ha abbastanza quello si avvolge. Praticamente la bacchetta ha lo scopo anche di fare da rocchetto. Quindi man mano che poi il filo è pronto per una settimana abbastanza lo si avvolge. E quanti metri si fanno in un'ora? Non li ho misurati, ma io lì ho 2 gomitolini che ho fatto in un'ora e sono grandi così. Io non sono veloce, quindi si possono fare, penso, una decina di metri al minuto lavorando. Al minuto? Invece il lino, uno ha dentro l'altro, per dire. Quando finisce uno Sì. con il lino, per dire. No, è uguale con la lana, con il lino è identico, non cambia nulla. Cioè man mano che si finisce se ne aggiunge altra, facendo in modo che le fibre Ma non c'è un gambo, scusa, del lino. no. Ah, no, Il lino viene messo in acqua e poi battuto e il gambo si apre e quello che resta è una fibra. Come la lana per quella che si usa in idraulica, che stoppa ed è canapa, una cosa del genere, solo più sottile e con le fibre un po' più corte. E quindi ha quasi lo stesso aspetto della lana. C'è una piccola incisione, vero, prima non l'ho detto, in cima che serve per tenere fermo il filo. Ha fatto un piccolo nodo. Sì, si avvolge intorno, praticamente fa un piano, perché altrimenti si sfila. Chiaramente esistono, ecco, infatti si è sfilato, chiaramente esistono diverse possibilità. Scusi, l'operazione di avvolgerlo porta via un po' di tempo, però. Sì, ma se si è veloce anche quella Non dico se sì. d'altronde non c'è un'altra possibilità, prima o poi bisogna avvolgere. Sì. Forse l'arcolaio. E l'arcolaio, purtroppo, la ruota da tessitura è stata introdotta molto dopo, era nota in Cina già dal 1000 a.C., ma in realtà è arrivata in Europa attorno al 1200. La ruota, il classico arcolaio a mano con la ruota grande e il ripiano con il baffetto lontano che si muove con una mano e con l'altra si fila, e quello lì è arrivato nel 1200, nel XIII secolo, non prima. Quindi prima si faceva su a mano. Sarà continuato sicuramente anche dopo, perché Sì. molti non se lo potevano permettere. Assolutamente sì, ma come diceva Natascia, le signore che filano ancora filano nello stesso modo, insomma. Sì, senza arcolaio. Solo con infuso, effettivamente. E basta, se avete domande io filo vi La parlo. tassa, cioè la massa di lana della figura era bloccata su qualcosa? Sì, su una conocchia, che è una bacchettina che per comodità, per non stancare troppo la mano, si infila sotto l'ascella e si tiene chiusa così. Però fa parte dell'iconografia medievale di solito, e in più io mi trovo meglio a gestirla così, uso piccole quantità di lana e in questo modo è più ordinato. È chiaro che io filo dando delle dimostrazioni, se io dovessi filare una quantità reale di materiale probabilmente servirebbe anche a me la conocchia professionale, perché ti tiene in ordine un fiocco di lana molto più grosso, in modo che senza che si spacchi, senza che si annodi, perché è assolutamente fondamentale che le fibre rimangano parallele tra di loro e perfettamente pettinate, altrimenti non si riesce più a far bucare. Quindi c'è una preparazione prima di usare La lana va cartata, che è una cosa si vedeva anche con le foto che faceva anche lei. organizzata, cioè non solo No, in realtà Cardata è una specie di petto. sì, sono due poi pettini. deve fare questo ciuffo, insomma. In realtà io l'ho legato perché sono venuta in treno e quindi non volevo rischiare che si spettinasse.
però in realtà la lana cardata lì potete toccarla, si può maneggiare facilmente ed è assolutamente compatta con se Dove stessa. si acquista l'oggetto per cardare? Ci sono adesso, è piuttosto difficile perché a meno di non trovare elementi d'antiquariato, per esempio il baule del diavolo a Cividale si trovano cantatori, e se ne trova sui siti che si occupano anche lì di filatura e di scoperta. Sono un po' carenti. Costano parecchio. Gli oggetti per cardare? Sì, a meno che questa ricerca ho trovato un suggerimento di prendere le spazzole americani. Esatto, le spazzole grandi per cani. Piccoli uncini, le spazzole pettinate dei cani, i gatti, perché i gatti sono piccoli, perché i cani sono anche grandi, no? Dei piccoli uncini. Lo dico perché ho tentato di cardare dei buchi. Lei sicuramente, qui no. In realtà io conosco. No, ma allora, un cardatore è fatto praticamente identico ad una spazzola sì, hanno però dei chiodini che sono piegati leggermente, quelle per cani, e anche in cardatori. L'unica differenza è che le spazzole per cani sotto sono piatte e i cardatori sono leggermente curvi, e questo aiuta a fare questo tipo di movimento. Però conosco diverse ragazze che cardano, e anche quelle dove sono qua nel filo da torcere, loro usano cardatori per animali perché effettivamente è un cardatore professionale piuttosto caro, e a parte ciò esistono anche cardatori moderni a manovella, sono dei cilindri con questi dentini e si carda a manovella. Non è storico, ma insomma se uno deve cardare dei cuscini è anche meglio la soluzione. Sempre bisogna cercare su internet, perché in Italia i venditori io credo che non sono ancora diffusi. A Biella c'è una ditta I Woolbox. Woolbox, lana in inglese, Woolbox, loro producono la lana e la vendono in diversi formati, diversi a peso, ma varie tipologie, di varie provenienza, di vario colore. Vado a prendere solo le portabili che abbiamo comprato noi della nostra insegnante, che le ha prese tramite internet da questa ditta di Biella. Loro fanno tutto in maniera molto professionale. Sì, anche perché è una delle ditte che recupera le lane che altrimenti verrebbero bruciate. Ci sono loro, e poi un'altra ditta che invece ha pecore e quindi pecore da latte, ma sta lavorando in modo da incrociarle, in modo da avere una produzione di lana migliore, e loro si chiamano Aquilana e sono il pecora aquilana, appunto. Questo è quello appunto da Biella. Una pecora, una maglia. Questa è già la fatta, questa è la fatta, questa è anche cardata. Dipende dalla maglia. La vendono anche già Quindi la cardata. pecora, sì. Anche Non dalla è la pecora. di cardare. Dipende dal punto, dallo spessore del filo, boh. Poi io adesso non Cardaccio faccio di maglia, questa quindi non fatturata, saprei infatti vedete dirle. le fibre sono tutte nella stessa direzione, mentre altrimenti Se volete venire a vedere, esatto, sì, sì, così. toccare con Questa va cardata bisogna prendere, allora quelli come dicevo le professionali costano parecchio, ci si può però adattare con le spazzole interessanti, sono grandi, sì. solo per ruotare, ma fare in modo che non dica Dai pettine sono praticamente delle spazzole, sono rettangolari. sono entrambi, anche questo qua è Sì, anche c'ho un regato piccolino, un regato piccolo, sì, piccolino. Chiaramente ci vuole tanto lavoro, meglio vedere quelle già grandi, così sono più vicine, quella piccolina, dipende quanto materiale ha, però piccolina. Ma anche le scivole? Una